Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi 6 febbraio 2021. Notizie importanti, notizie che vengono dal web e dalla carta stampata e naturalmente andiamo subito a leggervele. Dalla prima pagina del Gazzettino Nazionale, vaccini il fronte veneto, Zaia esplora il mercato, Fidia, che è appunto l'industria padovana che potrebbe essere disponibile a partecipare a questa produzione, è pronta a produrli. Per quanto riguarda l'emergenza Covid a nord-est, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia restano gialli, ma serve ancora cautela. La cabina di regia conferma il responso di Zaia, attenti in montagna o torniamo su. Trieste evita l'arancione pur con RT a 1,03. Terza ondata passata a gennaio, dice Fedriga, il governatore del Friuli Venezia Giulia. E dalla pagina nazionale una cosa che coinvolge il Delta del Po, maxi operazione anti-bracconaggio, 22 denunce. 3 settimane di indagine anche con i droni, trovate armi modificate, richiami elettroacustici vietati e macchinari per spennare i volatili destinati al mercato nero. Sono ormai un paio di giorni che seguiamo questa notizia e ci fa piacere che gli inquirenti stiano ottenendo questi risultati. Per i carabinieri forestali non si tratta di cacciatori per hobby, ma di una filiera illegale per la vendita. Gazzettino di Rovigo, c'è questa notizia, sanitari Novax ripartono i contagi, focolaio del virus in geriatria a Rovigo dove un OS e un infermiere hanno rifiutato il vaccino. L'ULS apre un'indagine. Notizia del capoluogo, Rovigo diventerà una città green a misura di bici ed è affidata allo studio Massarente la redazione del Biciplan cittadino. A un anno dall'arresto dello studente Zaki in Egitto, Adria, Palazzo Tassoni illuminerà di giallo domani e lunedì il teatro comunale e tappezzerà con alcuni poster la città per chiedere la liberazione di Patrick Zaki. A Pozze, in particolar modo Panarella, con una cerimonia che ha toccato il cuore dei fedeli, la statua della Virgine di San Juan di Los Lagos si è insediata nella chiesa di Panarella. Al termine della cerimonia, la firma da parte di Checchinato, che è organizzatore e il promotore di questa iniziativa, all'atto di cessione della Virgin alla parrocchia di San Luigi Gonzaga e la distribuzione ai fedeli delle coroncine giunte dal Messico. Taglio di Po, laboratori di informatica e robotica, la scuola ha arricchito l'offerta. I ragazzi della secondaria di primo grado possono svolgere regolarmente attività di programmazione con l'uso dei robot Lego MindWorld EV3 ed un piccolo braccio meccanico con scheda Arduino. Buona notizia. Lendinara, sappiamo che non si trovano affittuari per il caffè grande, che è uno dei caffè storici più importanti della provincia. Il sindaco Viaro auspica che si faccia avanti qualcuno determinato a mettere in campo nuove idee e fare anche ristorazione, per far diventare il locale una sorta di Pedrocchi. Delta Group, la squadra di volley che milita in Serie A di Portoviro, settimana intensa tra campionato e Coppa Italia, 3 partite in 7 giorni. Una bella pagina dedicata a Sara Zanca, è una giovane campionessa di nuoto che noi abbiamo avuto il piacere di conoscere e di intervistare, che è stata fermata a causa della pandemia ai suoi allenamenti. E tanto per dire, ha vinto 3 medaglie e titoli mondiali del nuoto. Prima in Italia alle 50 stile libere per 6 anni e atleta della nazionale FISDIR. Brava Sara, che ci fa sempre piacere celebrarti perché sei una grandissima. Sempre dalla voce, Portotolle, ecco i fondi per aiutare le imprenditrici. L'assessore comunale Tania Bertaggia illustra questa importante opportunità. Andiamo a leggere. La Regione Veneto ha approvato un bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle donne imprenditrici e alle imprese a prevalente partecipazione femminile. L'importo erogato è pari al 40% della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi. Dal mondo agricolo, questo annuncio di Coldiretti, il futuro è nella canapa, un tavolo getta le basi dello sviluppo. L'articolo, lavorare su un piano di settore che possa incentivare la produzione, sostenendo la ricerca e l'innovazione tecnologica, nonché rafforzando le politiche di filiera. Questi gli obiettivi del tavolo della canapa industriale. Tanto per parlare di numeri, la canapa era una cultura che negli anni 40 del 1900 aveva raggiunto 100.000 ettari. Per oggi è tutto, grazie naturalmente di seguirci, di ascoltarci, di sentirci anche su Radio Diva, la radio del territorio, e da Leandro Maggi come sempre è un piacere stare con voi. Ciao ciao!